Rieccoci in diretta. Il 9 ottobre per la prima volta porte aperte negli ospedali più belli e antichi d'Italia. Così lancia la giornata degli ospedali storici e un ricco programma tra arte e medicina. 13 ospedali storici, più belli e antichi d'Italia, apriranno per la prima volta le loro porte domenica 9 ottobre. L'annuncio questa mattina nel corso di una conferenza stampa a Firenze con il direttore generale dell'Ulstre Serenissima e presidente della neonata Associazione degli Ospedali Storici. Oggi a Firenze è stata una giornata importante, direi quasi storica. Proprio abbiamo avuto per Acosi l'opportunità di raccogliere una serie di risultati, direi. In primis il sancire che il 9 di ottobre ci sarà in tutti gli ospedali l'apertura con il supporto di un concerto, e questo sarà fruibile per tutti i nostri cittadini. La presentazione di un libro che raccoglie tutti i beni che in questi ospedali sono raccolti, e vengono illustrate le opportunità che in queste strutture aderenti ad Acosi i cittadini che le andranno a visitare possono vedere. Un percorso di 3 anni che ha portato a riunire in un'associazione i 13 principali ospedali storici, tra cui il Civile di Venezia, in 12 città, come Milano, Firenze e Roma, con i 10 enti gestori. Ma l'incontro fiorentino è stata l'occasione per siglare un importante protocollo con il Ministero della Salute e della Cultura, che accenda i riflettori su queste realtà, la loro conservazione e la loro sostenibilità. Questo atto d'intesa dà un'enorme responsabilità ad Acosi, che viene identificato come il soggetto attuatore sostanzialmente delle politiche di divulgazione e di preservazione degli ospedali storici d'Italia, ed eventualmente per incanalare eventuali finanziamenti che su questi ospedali potranno arrivare. Il regista Paolo Virzì ha portato alla Mostra del Cinema di Venezia fuori concorso il film Siccità, girato in una Roma dove non piove da 3 anni, con il Tevere completamente asciutto. Nel momento in cui tutti noi eravamo chiusi in casa per le restrizioni del Covid, è nato il film Siccità, che il grande regista Paolo Virzì ha portato fuori concorso in questi giorni a Lido, alla Mostra del Cinema di Venezia. È nato nel momento in cui eravamo chiusi in casa per le restrizioni della pandemia e ci interrogavamo su cosa sarebbe stato il mondo dopo, su come sarebbe stato vivere e come sarebbe stato fare il cinema e che cosa avesse senso in quel momento raccontare. Siccità è un titolo metaforico che si riferisce non solo alla carenza di pioggia. Quando ci illudiamo di questa cosa, che il cinema possa essere una cosa importante, che possa essere una risposta alla solitudine, all'ansia, alla paura, allo sgomento, ecco che il nostro lavoro acquisisce di un senso più forte e speciale. Come hai ritrovato Venezia dopo questi anni? Una grande gioia, perché io sono venuto l'ultima volta prima della pandemia, era l'edizione del 2018, ero qui in giuria, poi appunto nelle 2 edizioni successive l'ho vista da lontano, con le mascherine, con le sale mezze vuote per le restrizioni, e quindi mi veniva un grande magone. Al lavoro un grande cast nutrito di attori, tra i quali, con Monica Bellucci, anche Max Tortora. È stata una partecipazione felice, perché fin dal primo momento mi sono reso conto di appartenere a qualcosa di molto grande, una specie di spartiacque, scusate il gioco di parole, perché il film poi si chiama Siccità, ma in realtà è uno spartiacque perché affronta un momento di difficoltà globale, facendo rivivere le stesse emozioni dei personaggi che la stanno vivendo in quel momento al pubblico. Un saluto affettuoso a voi spettatori di Antenna 3. Anche quest'anno a
Marghera torna la festa della polpetta che si svolgerà sabato e domenica. Esibizioni sportive di calcio, basket, karate, pattinaggio, concerti e spettacoli per i bambini e polpette di ogni genere. Nonostante le gravi difficoltà del momento, è stato sottolineato non solo si è riusciti a riproporre un evento che nel 2021 ha registrato una partecipazione di pubblico quasi insperata, ma anche di renderlo ancora più attraente e coinvolgente con un programma ricco e variegato. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata. Benvenuti al Meteo. Il fronte instabile si allontana dall'Italia, ma nella giornata di sabato 17 settembre il tempo sarà ancora variabile sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto avremo precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, specie al mattino, in graduale attenuazione con il passare delle ore, con tendenza a schiarite soleggiate nel corso del pomeriggio. Temperature in calo, minime tra 7 e 15 gradi, massime invece comprese tra i 18 e i 19 gradi all'incirca, dunque clima piuttosto fresco. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso in mattinata cielo coperto con piogge in genere moderate, sulla costa soffierà bora forte, a seguire generale miglioramento. Giornata piuttosto fredda per la stagione con temperature minime sugli 8-12 gradi, massime sui 16-19 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove risulterà il tempo perturbato. Nelle prime ore del mattino avremo precipitazioni residue, nel corso della giornata maggiori tratti soleggiati. Temperature minime intorno ai 10 gradi, massime sui 21-22 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.